per me non c'è dubbio, perché quando noi giochiamo con Mazzocchi titolare, che ha dei limiti tecnici abbastanza palesi e manifesti sicuramente a Conte, che avrà chiesto giustamente dei rincalzi come dicevamo prima, e se poi entrano dalla panchina Ngonghe e Okafor, che è un reale sostituto di Neres, non di Kvaratskhelia, perché non pretendevamo un giocatore da 70 milioni, e vuol dire che il mercato è inciso, e vuol dire che quelle mosse magari che si potevano fare magari non ci facevano vincere questa partita, però ci davano delle opportunità in più e facevano alzare le possibilità chiaramente di stare lì in vetta, perché poi, come dicevamo prima, avevamo un'occasione davvero ghiotta di fare la prima reale fuga del campionato e andare a +6 dall'Inter, aspettando e guardando coi popcorn la partita di domani, e purtroppo domani dovremmo sperare di nuovo che la Fiorentina farà un'ottima prestazione per fermare l'Inter, perché un Inter che perde una partita in modo così rovinoso come è successo questa settimana difficilmente potrà fare anche domani.